Ciao e ti do il benvenuto a questa piccola serie di lezioni per quanto riguarda il dragone accelerato. Ho giocato in passato alla siciliana per diverso tempo e in particolare la variante del dragone accelerato, che in cosa si differenzia dalla variante del dragone semplice è che nel dragone semplice il bianco sa molto bene come giocare, i piani d'attacco sono molto semplici ed è facile cadere in disastri, in catastrofe e in disastri. Mentre nella variante dragone accelerato ci sono alcune soluzioni che possono prendere alla sprovvista anche il tuo avversario e adesso andremo a vederle. Ma parliamo del setup classico: C5, cavallo F3. Ora qui normalmente si può giocare D6, si può giocare anche C6. Chiaramente il dragone accelerato non prevede subito questa spinta di 6, può esserci in futuro, ma per ora non prendiamolo in considerazione, e ti sconsiglio anche caldamente di giocare subito C6. Nonostante ci sono miliardi di partite che hanno subito C6, C6 però offre al nostro avversario un'opportunità molto interessante, che è quella di andare in alfiere B5 andando nella famosa variante Rossolimo. Ora questo cavallo è coperto due volte, quindi non ci sono problemi. Il problema è che il bianco ha possibilità molto interessanti, ci sono linee molto forti per il bianco e si andrebbe in una teoria molto vasta. E ok, se tu avessi ore e ore e anni per prepararti ti direi giocala tranquillamente, ma in questi video voglio darti le linee più semplici, più impattanti, quelle che possono portarti in vantaggio il prima possibile. Onde evitare questa fastidiosissima linea, io ti consiglio, anziché subito cavallo C6, di giocare G6. A questo punto un alfiere in B4 non farebbe, in B5 scusami, non avrebbe alcun tipo di effetto, anzi ci aiuterebbe solo a spingere a 6 e a continuare a prendere spazio sull'ala di donna. Un'altra interessante variante che potrebbe esserci, è per esempio questa qui. Per esempio su D4, tac, 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 rientriamo sempre nel dragone accelerato. Il problema qual è? Il problema è se il bianco gioca subito alfiere B5, quindi scordiamoci subito cavallo C6, ma giochiamo invece come seconda mossa il G6. A questo punto D4, la partita andrà in questo modo, C per D4 e ora quel pedone in D4 può essere catturato in due modi, o col cavallo o con la donna. Secondo te, quale delle due catture è più efficaci? Secondo insomma, la tua comprensione del gioco e quello che hai sempre sentito. La risposta, che è la mossa più corretta, è la cattura di cavallo. Perché? Perché far uscire un pezzo pesante come la regina in apertura è un po' prematuro, perché questa donna può essere minacciata subito, per esempio con cavallo C6. Ora, è vero che questa donna ora sta puntando sulla nostra torre, quindi dobbiamo prima coprire o difendere la nostra torre, ma prima o poi, dopo che l'abbiamo coperta, segue cavallo C6 prendendo un tempo sulla donna. Per esempio, dopo cavallo F6, se qui il bianco non gioca in maniera attiva, alla prossima segue cavallo C6. Tra l'altro cavallo C6 è una mossa che noi dobbiamo fare in questa apertura, quindi il bianco ci aiuta, ci facilita i compiti perché adesso guadagniamo tempo. Per esempio, se ora il bianco gioca una mossa come E5, continuando a darci fastidio, qui bisogna essere molto precisi e giocare la mossa corretta. Una mossa come ritirata di questo tipo o in H5 non sono le migliori, io ti consiglio cavallo C6. Si minaccia la donna, ora la donna può andare in tante parti, può andare in F4, può andare in A4, ma supponiamo che la donna torni a casa e qui semplicemente il bianco ha questa minaccia fortissima di cavallo G4 e ora ci sono due pezzi che puntano sul pedone e in caso per esempio di alfiere F4 noi possiamo continuare ad aggiungere pressione su questo punto sia con alfiere G7 e quindi a questo punto avremo tre attaccanti su questo punto, ma ora che l'alfiere non controlla più il punto in B2, questa è un classico, c'è donna B6 che aiuta ad attaccare su due punti che sono rimasti ormai deboli. Come vedi, sin da subito ci sono delle trappole, delle tattiche
che ti permettono di ottenere delle ottime posizioni. Quindi la cattura con la donna non ti deve spaventare in alcun modo. Quello che noi andremo a prendere in esame in questo primo video, poi ci sono altre risposte che non abbiamo detto ovviamente. Qui il bianco può giocare anche come terza mossa C3, le prenderemo in esame nei video successivi, ci sono tante risposte, ovviamente partiamo da qualcosa. Quindi tac tac tac, cavallo per G4 e ora continuiamo con cavallo C6. Il setup è sempre lo stesso, poi l'alfiere andrà in G7, poi cavallo F6, arrocco, aspettiamo a spingere il pedone in D6, altrimenti entriamo nel dragone normale, che per carità questo D6 non è una perdita di tempo, ma aspettiamo perché ti faccio vedere che quel pedone poi lo metteremo in un'altra parte. Cavallo C3, alfiere G7, alfiere E3, e questo è il classico setup della siciliana. Il bianco gioca F3 per fare il famoso attacco jugoslavo, donna di 2, l'alfiere che può sfianchettare, arrocco lungo, il classico setup. Insomma, se giochi la siciliana l'avrai già visto 200 miliardi di volte. E qui insomma c'è il classico setup. Ora normalmente il bianco magari nel dragone aveva a questo punto D6 e dopo un arrocco lungo, secondo Bobby Fischer questa posizione era facilissima da giocare per il bianco e lui diceva ok, qui adesso il bianco fa scacco scacco e scacco matto alla prossima. Quindi questo per farti capire. Secondo la valutazione del computer questa posizione è leggermente favorevole, ma proprio di pochissimo al bianco, però dal punto di vista pratico è molto difficile giocare questa posizione col nero. Di conseguenza non entreremo in questa posizione proprio perché qui al posto di spingere D6, amico mio, spingeremo D5. Penso che questa mossa tu non l'abbia mai vista. Secondo il computer questa mossa porta alla parità totale. Se prima dava un più 0,60 per il bianco, qui siamo a 0,000, quindi è la mossa migliore in assoluto. Questa mossa va a attaccare subito il centro e va a smantellare subito questi pedoni, quindi bisogna capire che cosa bisogna fare. Ora attenzione, qui ci sono alcune possibilità. Il bianco ha E per D5, ma anche possibilità come attaccare subito questo cavallo. Prendiamole in esame un po' tutte. Allora partiamo da questa qui, cavallo per, e ora per esempio il bianco ci dà fastidio con E5. Questa sembra una mossa fastidiosa e il bianco può iniziare a prendere spazio, ma dopo cavallo o in D7 o in E8 è abbastanza indifferente, consolida il proprio centro. È vero che il nostro alfiere è diventato cieco, ma dopo E6 il piano è semplicemente quello di spingere su C5, eventualmente fare un bel doppio con questo pedone in D4, torre in B8 che punta sul punto debole. Insomma, se questo alfiere non gioca, ed è verissimo, tutti questi altri pezzi si riescono ad attivare molto facilmente. L'alfiere può andare in A6, la donna può andare in A5. Per esempio un ipotetico setup ora può essere arrocco lungo, e attenzione che su arrocco lungo c'è questa bellissima tattica che bisogna tenere presente. C5 per fare il doppio, e qui semplicemente il bianco deve prendere provvedimenti, altrimenti prende il doppio e deve perdere comunque un tempo. Se invece il bianco decide di giocare, anziché arrocco lungo decide di giocare cavallo in A4, impedendoci la spinta C5, che è una mossa che ha assolutamente senso, vero che ha senso questa mossa, non possiamo spingere C5, sembra che il bianco abbia neutralizzato tutti i nostri piani, ma qui c'è una tattica molto interessante che fa leva su questa diagonale debole e su questo cavallo sospeso, cioè un cavallo che non è difeso da nessun pezzo. E andiamo a vederla: cavallo per, pedone per, donna H4, scacco e attacco doppio ovviamente sul cavallo. A seguito di G3 ci pappiamo il cavallo, e questo pedone è vero che è forte in E5, ma sarà sempre minato dai nostri pezzi, e dopo che il nero riuscirà a fare robe di questo tipo, alfiere B7 sarà micidiale. Ok, quindi abbiamo visto questa variante, ne abbiamo viste tutte, e perciò la cattura subito di questo cavallo e la spinta in E5 non ci fa paura, perché sappiamo come continuare. Cavallo D7,
torre B8, eccetera, eccetera. Vediamo cosa succede dopo che noi abbiamo spinto D5, non ci cattura il cavallo, che è la variante che abbiamo visto prima, ci cattura su D5. Entriamo nella variante principale, ma ti faccio vedere come ora si può andare avanti incontro a semplificazioni, e noi sappiamo che se siamo dal lato dei neri semplificare la posizione mal che vada finiamo in una patta, ma ti faccio vedere che anche qui ci sono delle sorprese. Per esempio, cavallo per D5, ora stiamo minacciando l'alfiere, spostare questo alfiere in ritirata sarebbe scusami, sarebbe troppo passiva come mossa, quindi il bianco inizia a cambiarci, ci cambia il cavallo, catturiamo, ci cambia questo cavallo, abbiamo la donna scoperta, dobbiamo catturare il cavallo. E ora, per esempio, una mossa come arrocco lungo sarebbe abbastanza sconsiderata, poiché dopo alfiere F5, torre C8 è devastante. Se tu dici, ah ma mi fa paura qui G4, ok, allora questo alfiere può andare anche in E6, attaccando sempre su pedoni deboli. Quindi a seguito di questo setup si sta molto bene. Se il bianco dice ok, non voglio lasciare queste diagonali, gioco per esempio C3, nessun problema, abbiamo sempre alfiere F5 e dopo un arrocco lungo ancora una volta noi riusciamo ad attaccare le sue debolezze. Se qui per esempio il bianco decide di non arroccare lungo perché intravede puzza di cose brutte e ha paura di un torre di 8 che possa attaccare la sua donna e dice ok, togliamo la donna dalla colonna D e gioca per esempio donna F2 per metterla da qualche parte, attenzione che adesso c'è un'altra tattica, alfiere per C3, B per C3, donna per attacco doppio su re e torre, e qui la partita è assolutamente vinta. Quindi come puoi vedere, comunque vada, abbiamo delle ottime possibilità di gioco. Chiaro, queste sono le risposte non migliori in assoluto da parte del bianco, però che cosa fa qui il bianco? Se ci pensi qui il computer consiglia che la mossa migliore è arroccare subito o addirittura torre di 1, ma è molto difficile che nella pratica il bianco giochi questa o torre di 1, peggio ancora. È ben più semplice che vada a cambiare un po' di pezzi, vada a fare robe di questo tipo, ok? Quindi questo è il setup diciamo principale del dragone accelerato. Il pedone non si spinge in D6 ma si spinge in D5 e lo si spinge all'8ª mossa. Mi raccomando, ricordati bene questo, che adesso nei prossimi video andiamo a vedere le altre possibili risposte del bianco.